A distanza di un anno dal rogo che avvolse il ristorante e la cantina veneta di Bibione nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno eseguito l'11 dicembre a Latisana, su ordine del GIP del Tribunale di Pordenone, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per padre e figlio di 87 e 57 anni, residenti a Latisana, con accusa di essere i mandanti e dunque i responsabili dell'incendio doloso in concorso. Le indagini dei militari avevano permesso di accertare il dolo qualche giorno dopo, con il ritrovamento di liquido infiammabile all'interno dei locali. Le fiamme avevano causato ingenti danni e distrutto mobili e arredi. Dagli accertamenti era stato possibile anche identificare il presunto autore materiale dell'incendio, un uomo italiano di 58 anni, denunciato a piede libero. A scoprire l'incendio fu il proprietario del ristorante, che poi si è scoperto che aveva acquistato il locale nel 2007 proprio dai due accusati oggi di essere i mandanti, dopo il fallimento dell'attività. I carabinieri hanno appurato che i due, subito dopo l'acquisizione del locale da parte della vittima, avevano iniziato a intimorire il nuovo proprietario con minacce, danneggiamenti e aggressioni, allo scopo di costringerla a chiudere l'attività e rientrarne loro in possesso.